Buongiorno, si avvicini, in piedi a voce alta, legge la dichiarazione che è scritta su quel foglio con cui si impegna a dire la verità. Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Si accomodi. Lei si chiama Eleonora De Vivo? Sì. Dove è nata e quando è nata? Napoli 8282. Dove è residente? Via Luca Giordano, Vomero, Napoli. Napoli. Il numero civico? 116. Abita proprio lì? Sì. Prego, pubblico ministero. Posso chiedere di non riprendere perché sono... No, i testimoni non sono autorizzati, i giornalisti, a riprenderli senza un espresso consenso da parte dei testimoni. Hanno sempre chiesto l'autorizzazione, riprendono il tribunale e le parti, per cui se il pubblico ministero non vuole essere ripreso, certamente. Non intendo essere ripreso. Il pubblico ministero non intende essere ripreso. Prego. Vale anche per me. Benissimo. Signora, buongiorno. Buongiorno. Allora, lei conosce l'onorevole Silvio Berlusconi? Sì. Come e quando l'ha conosciuto? Di preciso non ricordo, un po' di anni fa a Napoli. A Napoli. Sì. Ha avuto mai modo di frequentarne le abitazioni, di partecipare a delle... Sì, Arcore. Da quando? Da quando? In che periodo? Un periodo esattamente non lo ricordo, però sono un paio d'anni a questa parte. Quindi possiamo collocarlo nel 2010? Più o meno sì. Più o meno sì. A che titolo, per quale ragione ha frequentato l'abitazione dell'onorevole Berlusconi? Ho avuto il piacere di conoscerlo e di conseguenza ci siamo scambiati numeri telefonici e da allora io ero una sua seguace, tra virgolette, certo. Nel senso lo stimavo come persona politica e di conseguenza abbiamo fatto amicizia e sono stata invitata ad alcune scene a casa sua. Ci vuole descrivere il tenore di queste serate e se può riuscire a circoscriverle nel tempo, cioè meglio a collocarle nel tempo, in particolare con riferimento all'anno 2010. Di preciso non ricordo l'anno e diciamo i giorni, però sì, posso descrivere la serata, nel senso arrivavo lì a cena in compagnia o di mia sorella o di altre ragazze o magari da sola, adesso non ricordo precisamente. Ci sedevamo a tavola, mangiavamo, bevevamo, si chiacchierava, si parlava di ogni, di politica, di spettacolo, del quotidiano e questo. Quindi da quello che lei afferma mi pare di poter escludere che in quelle serate vi siano stati momenti di, come dire, spogliarelli e scene di questo genere. Assolutamente no. Lei lo esclude in tutte le circostanze in cui è stata presente. Esatto, sì. Quindi io le domando, né tantomeno lei ha mai compiuto azioni del genere? No, assolutamente. Né sua sorella? No. Né sua sorella. Benissimo, poi entriamo nello specifico Sì. delle serate. Sì. Senta, lei ha avuto modo di conoscere Elma Ruga Karima intesa Ruby? No, non ho mai avuto il piacere di conoscerla. Quindi lei non ha mai partecipato a serate in cui Mai fosse vista. presente No, la signora Elma Ruga purtroppo Karima? no. Purtroppo, per fortuna no, non lo so. Bene. Lei ha mai dormito presso la residenza dell'onorevole Berlusconi? Sì. Ha dormito presso la residenza Sì. dell'onorevole Berlusconi. Per quale ragione? Perché magari non avevo dove dormire in quanto non abito a Milano e di conseguenza sono stata ospitata lì perché magari il giorno dopo avevo il volo d'aereo, quindi tornavo con calma a casa a Napoli. Benissimo. C'erano anche altre ragazze, altre ospiti a queste serate? Sì, mi è capitato di vedere altre ragazze, sì, però vabbè, Ci io può ero dire da qualche sola. nome di queste ragazze? La Fagioli, che magari qualche volta ha dormito lì, tante altre però non ricordo Che bene. hanno dormito e partecipato a queste Certo, serate, sì, entrambe che erano anche a persone. cena, sì. Sì? E poi chi ricorda anche? Mia sorella qualche volta ha dormito lì, altri nomi, ce ne sono tante, adesso non ricordo.
Faccio mente locale. Lei conosce Maristel Polanco? Sì, la conosco. Ha mai partecipato alle serate dell'onorevole Berlusconi? Sì, però non l'ho mai vista dormire lì. Non l'ha mai vista? Dormire lì no, però partecipare... Ho domandato anche i partecipanti alle serate. Sì, Maristel sì, se Allora, lei magari mi ricorda, sì, Maristel, lei. chi altro? Ce ne sono alcune, non è che, però adesso non ricordo bene i nomi perché non è che le conosco tutte. Lei quante volte ha partecipato a queste serate, grosso modo? Tante. Quindi qualche nome se lo ricorderà? Certo, ma perché adesso non mi vengono in mente, non perché non li conosco di... Maristel, la Fagioli, Barbara Fagioli. la Barbara Guerra. Barbara Guerra. Iris Berardi la conosce? Sì, la conosco ma non l'ho mai vista Non dormire l'ha mai lì. vista? No, a cena sì, però non l'ho mai vista dormire lì. Poi... ce ne sono tante, adesso non ricordo. Nicole Minetti, lei la conosce? Cosa? Nicole Minetti, lei non la è conosce? una mia amica ma la conosco, sì. La conosce. Lei dove abita, signora? Nel 2010, anzi, dove abitava? Io? Sì. Ho sempre abitato a Napoli. Lei e sua sorella avete mai avuto la disponibilità di un'abitazione in via Oggettina 65? Sì, mia sorella, io non Sua ci sono, sorella. non Lei ho mai sa- abitato lì. Non ha mai abitato lì. Lei sa a che titolo la sua sorella disponesse di quell'abitazione? Lo devi chiedere a lei, non so di Io preciso. intanto lo chiedo a lei, vediamo se lei lo sa. Certo. No, vabbè, credo che abbia chiesto, diciamo, una cortesia al dottore, Chi è il dottore, il scusi? presidente. Ah, quindi il presidente Berlusconi. Questo sta a significare che gli oneri della casa li sosteneva l'onorevole Berlusconi? Non lo so, lo devi chiedere a mia sorella, in quanto io la conosco casa, ma non ci Signora, sono mai andata ad abitare lì. Glielo dico prima, ci sono molte intercettazioni che la Certo. riguardano anche direttamente. Certo. Quindi forse è opportuno che lei risponda a No, questa no, sì, domanda, sì, non è se un ha problema. elementi di conoscenza sul Certo. profilo, poi se no mi tocca contestargliele tutte. No, non è un problema, nel senso che io non ci ho mai abitato in questo Ho senso capito, qui. e questo lo abbiamo appreso. Io le ho domandato a Sì. che titolo l'onorevole Berlusconi si faceva carico di questi Questo oneri. non lo so, credo Non che lo so. mia sorella abbia chiesto una cortesia e di conseguenza il presidente gli abbia dato l'appartamento, però Gli non abbia so dato di l'appartamento. preciso. E la signora Nicole Minetti, che lei Sì. sappia naturalmente, Sì. si interessava della gestione della casa intesa come sostenimento degli oneri, affitto? So che mia sorella, diciamo, faceva riferimento a lei, però poi non so come si mettevano d'accordo in questo senso qui, perché io non la conosco, ripeto, non è una mia amica, è una conoscente, l'ho vista a cena, ma non ho rapporti con lei. Senta, lei ha mai avuto rapporti sessuali a pagamento con l'onorevole Berlusconi? No, assolutamente. Mi viene da ridere. Le fa ridere questa cosa? No, perché non è... no, lungi da me. E le risulta che sua sorella invece lo abbia fatto? Non mi risulta, però devi chiedere sempre a lei. Devo chiedere a lei. Lei come è arrivata al cospetto? Lei ha detto che ha conosciuto Berlusconi a Napoli. Sì, Probabilmente in situazioni politiche, non lo so. sì, nei comizi. Ecco, c'è qualcuno che l'ha mai portata, presentata al cospetto del Presidente, No, l'ho conosciuto- portandola alle feste d'arte? No, l'ho conosciuto personalmente, non mi ha mai portato nessuno in questo senso qui. Non l'ha mai portata nessuno. Allora, signora, abbiamo delle telefonate intercettate su cui vorrei chiederle dei chiarimenti, ovvero Certo. se lei ci dice il senso Sì, di queste telefonate. Faccio riferimento alla telefonata del 22 agosto 2010, 22 agosto 2010. E non intercorre con lei, glielo dico prima, però c'è una conversazione su cui voglio chiederle dei chiarimenti. sì, Il progressivo? Progressivo 581, 22 agosto 2010. sì. È una conversazione che intercorre fra due diversi soggetti, che sono Nicole Minetti e tale Licia, che però vedrà a riferimento anche a fatti che possono indirettamente riguardarla. A un certo punto parte la conversazione progressivo 581 e Licia e Nicole, ciao, eccomi, allora, per cui sicuramente non riesco, dice Nicole Minetti, a essere lì per quell'ora. Ho sentito, Non la sento bene, scusi. glielo ripeto, per cui io, dice no, Nicole parli bene al Minetti, microfono, deve scusi, girarsi il la microfono. vicino meglio, chiedo scusa. Per cui io sicuramente non riesco a essere lì per quell'ora. Ho sentito le ragazze all'inizio, la Nina mi aveva detto che voleva venire, poi però è a piedi, una cosa e un'altra, né lei né la Maristel vengano lì allo stadio perché sono a piedi entrambi. Tenga presente la data, 22 agosto.
Ah, ok, risponde Licia, ascolta, la cena non è da Giannino, è a casa del capo, ad Arcore, quindi stai tranquilla. Ok, perfetto, meglio ancora, va bene, meglio è. Sì, non meglio perché sennò diventa veramente pericoloso, risponde Nicole Minetti. E Licia, che poi è l'onorevole Licia Ronzulli, dice, no, l'unica cosa che ho provato a chiamarlo per dirgli, comunque, anche loro non venivano perché mi dispiaceva, solo che non mi risponde, quindi magari se riesci ad avvisarlo tu e glielo dici. Glielo dico, dice la Ronzulli, Nicole, digli che le ragazze erano a piedi, l'unica cosa magari sì, no, vabbè, se il problema è che sono a piedi le passo a prendere, lo so, ma la Maristelle, l'Annina, e l'Annina non ho capito perché non vuole andare allo stadio onestamente, magari sentila un secondo, gli dici se vuoi andare a prenderla tu. Poi a pagina 92 dice la Minetti, no, lei adesso abita lì a Milano 2 di fianco alla Maristelle, ah vedi che dico una minchiata, appunto, hai capito, è quello, vabbè, riso lieve. Dopo concordano le due signore di venire a prendere lei e la sorella a Milano 2. Senti la Nina, cioè perché ho paura che se chiamo io sì, magari si sente in obbligo di dire perché magari pensa che sia lui che sì, prova a sentire tu, dice la Ronzulli, nel caso mi mandi un SMS. Poi a pagina 95 dice la Ronzulli, anzi tu c'hai il numero, me lo mandi, mi fai un favore, sì, ti mando il numero della Imma che ne ho soltanto uno. E prima la signora Ronzulli dice, la Lisa, vengono le gemelline di Napoli, ok. Allora da questa telefonata pare vincersi che l'onorevole, la signora Nicole Minetti, sia venuta a prendervi presso via Oggettina 65 per portarvi a questa cena, e si fa riferimento al fatto che il prelevamento vostro, cioè venirvi a prendere, debba avvenire in maniera possibilmente riservata perché la situazione potrebbe essere pericolosa, anche se è una conversazione che riguarda terzi. La prima cosa che le domando, lei fu effettivamente prelevata? Ma non sono mai andata. Sua sorella? Prego, avvocato. Scusi, la ringrazio. No, c'è un'opposizione duplice, nel senso che, come al solito, a nostro parere riguarda fatti successivi al capo di imputazione, siamo al 22 di agosto. E poi si tratta di chiedere alla test l'interpretazione di ciò che si sono dette le altri due soggetti di cui lei nulla sa. Quindi se sono venuto a prenderle, ma tutto il resto della premessa a noi pare completamente inammissibile. Io ho chiesto, specifico la domanda, se alla signora risultassero delle ragioni per cui potesse essere ritenuto pericoloso un appuntamento pubblico per recarsi a casa del Presidente del Consiglio, se c'erano ragioni dell'allora Presidente del Consiglio. Sì, in tal senso pongo la domanda. Sì, io mi oppongo comunque perché si chiede l'interpretazione basandosi su ragionamenti altrui. Signora Presidente, questa difesa crede di poter dire di essere stata assolutamente tranquilla. In realtà questa tranquillità non dimostra a fondo un certo imbarazzo, per esempio mio, quando anche oggi si è chiesto alla teste se avesse avuto mai rapporti sessuali a pagamento con il Presidente, il che ci sembrava assolutamente ancora una volta fuori del capo di imputazione, fuori di quelle regole che sono state poi verificate dal Tribunale con l'ammissione delle testimonianze sulle varie circostanze. Ora, noi dobbiamo lasciare evidentemente un segnale per i successivi gradi di giudizio, non tanto per questo, sulla estrema estensione che viene consentita alla pubblica accusa di esaminare i testimoni della pubblica accusa su circostanze affatto estranee a questo processo. Noi ci rendiamo anche conto che c'è un processo parallelo dove poi potranno essere versati i verbali di questo dibattimento, ma non possiamo non insistere ancora una volta perché il signor Presidente o il Tribunale tutto si ritiene voglia contenere l'esame testimoniale nei limiti del contestato. Certo, il Tribunale, probabilmente, verosimilmente, come è già stato fatto, si riporterà all'ammissione delle prove che sono state già enunciate a suo tempo, però come tutte le ordinanze io ricordo che sono revocabili. Grazie.
Grazie. La domanda è ammessa. Può rispondere su se si ricorda il 22 agosto del 2010 di essere stata prelevata? No, non sono mai andata ad Arcore con la signora Nicole Minetti, mai. Perfetto. Grazie. Senta signora, lei ha mai ricevuto soldi dall'onorevole Silvio Berlusconi? Sì. A che titolo e quanto? A che titolo? Nel senso, ho chiesto io Cioè perché? vabbè, a che titolo vuol dire certo, perché? Certo. Motivi ben specifici, nel senso ho chiesto io delle cortesie personali al Presidente, per cose mie personali della mia vita privata. Il Presidente è sempre stato molto gentile e generoso e mi ha aiutato in certi momenti della mia vita in cui avevo bisogno. Regalie quindi sostanzialmente? Sì. Benissimo. Come venivano materialmente erogati questi soldi? Cioè chi vi provvedeva? Il dottor Spinelli. Il dottor Spinelli. Come avveniva il contatto tra lei e il dottor Spinelli? Era un contatto diretto o mediato da terzi? No, qualche volta mi ha fatto il bonifico bancario Sì, e qualche volta ci sono andata di persona. è andata di persona. E lei ha mai ricevuto direttamente dall'onorevole Berlusconi dei soldi? No. Quindi lei non ha mai ricevuto delle buste contenenti dei soldi in esito alle serate No, a cui ha personalmente da partecipato? lui mai. Personalmente Diciamo da nel persone senso- di servizio, lavoratori che erano in Arcore per esempio? No, quella sera? ho il Lei non ha dottor mai Spinelli, ricevuto? una volta il bonifico bancario. Una volta soltanto? Sì, 1 o 2 volte. Una volta o 2 volte soltanto. E le risulta che sua sorella, con cui mi pare abbia condiviso gran parte delle serate, se non tutte anzi, abbia ricevuto invece, se le risulta a lei personalmente, dei denari dall'onorevole Berlusconi? Non lo so, non credo, a me no. A lei no. Senta, ci sono anche altre ragazze che ricevevano soldi dall'onorevole Berlusconi, che partecipavano agli eventi, alle cene organizzate presso Non la lo sua so, per residenza? quanto riguarda le altre ragazze non lo so. Io almeno non ho mai visto che loro abbiano percepito. Magari l'hanno percepito, però non in mia presenza. Senta, lei conosce Aris Arisleida? Sì, Ha partecipato alle serate dell'onorevole Berlusconi? sì. In cui lei era presente? Sì, è capitato, sì. C'è un messaggio, signora Eleonora De Sì. Vigo, che è il progressivo 22 del 20 settembre del 2010. Progressivo 22, testo SMS, e dice Aris ha avuto 6,5, ok? Che le invia la De Vivo Imma sul suo cellulare. Sì. Può spiegare il senso di questo messaggio, questo 6,5, a cosa si riferisce? Penso che sia una cifra, però lo devi chiedere a mia sorella, nel senso se lei mi ha Però mandato il il messaggio messaggio. signora l'ha mandato, l'ha ricevuto lei. Io Certo. lo chiedo a lei perché se uno riceve un messaggio di cui non coglie il senso, Certo. di solito risponde chiedendo spiegazioni. No, perché magari io inizialmente Sì, ho capito, lo vedo. Credo che lei mi abbia mandato questo messaggio per dire, perché io inizialmente mi vergognavo di dire dei miei problemi, delle mie cose al dottore, mi vergognavo di chiedere delle cortesie. Ora forse credo che mia sorella mi abbia mandato questo messaggio per dire, vedi, comunque aiuta più persone, non ti vergognare di chiedere un aiuto. Credo che Quindi sia per questa ragione. era in questo senso, Credo diciamo, di sì. di esplicitare una condivisione di elargizioni. Aris ha avuto 6,5. Comunque Credo. si riferiva a soldi, conferma. Sì. Senta, e le risulta che la signora Aris Arisleida si sia fermata a dormire ad Arcore in esito alle serate? Io non l'ho mai vista partecipato? dormire lì, perché lei mi sembra che è a casa a Milano, quindi non Vedo- credo che abbiano avuto bisogno, poi non lo so. Dove sta la signora Arisleida? Lei lo sa? Di Se non casa? sbaglio a Olgettina. 65 anche lei. Sì, 65. Adesso le non leggo. sbaglio il numero civico, sì. Le leggo un'intercettazione diretta, nel Sì. senso intercorsa fra lei e sua sorella, quindi Sì. non le chiedo un chiarimento su discorsi altrui, Ok. ma le chiedo un chiarimento diretto su una conversazione che la vede protagonista. E faccio riferimento al progressivo 274 del 23/9/2010. Posso? Certo. No, mi rivolgevo al Prego. Presidente. Ah. Sì, chiedere se erano pronti, e anche Sì. a lei naturalmente. Eleonora, Imma, cosa stai facendo? Siamo da Zara, io e Vittoria. Tu Siamo da Zara, negozio, penso. Eleonora, tu m'ha telefonato Iris, dice Imma. Eleonora, e cosa ti ha detto? Amore, dice Imma, miracco. Poi c'è un commento del traduttore che dice Eleonora si rivolge a persona a lei prossima. Eleonora, sì, allora vengo di là nei camerini. Eleonora, dimmi. Faccio riferimento che sono le ore 20:04.
dimmi amore, mi raccomando, ti devo dire una cosa, dice Imma, non dire niente a nessuno, questo, quell'altro, comunque Maristelle ci vorrebbe prendere la casa nostra. Eleonora, e lei ci vorrebbe dare la sua, perché ovviamente la nostra è grandissima, è bellissima, tu non l'hai vista, Eleonora, e la sua, beh, tu la conosci, eccetera, no, perché io poi ho bisogno, ho anche la bambina, dice Imma, riferendosi a Maristelle, poi loro comunque solo come piede a terra, questo e quell'altro. Eleonora, no, tu le dici che ci trasferiamo per sempre, risponde lei. Imma, no, ma infatti questo ho detto. Eleonora, Imma, vai a parlare, devi dire che comunque io una volta che adesso ho la casa a Milano vengo tutti i giorni, se mi trasferisco lì per sempre, dice Imma. Eleonora dice, la casa col mio fidanzato devi dire. Imma, ma non c'è bisogno, comunque ho telefonato, dice Imma, già a Nicole, ovviamente senza far sapere che io sapevo niente, ma a lei mi è sembrato, Eleonora come? No, gli ho fatto tutto il preambolo a Nicole, gli ho detto no Nicole perché io poi adesso mi devo trasferire, poi già sto facendo l'inventario dei mobili, che sto comprando 2 materassi, perché comunque sai che io e mia sorella dobbiamo avere, ognuna di noi, la stessa stanza, perché così abbiamo la nostra privacy. Questo e quell'altro, sì, ma mi sembra giusto, certo, e poi ho già detto che comunque di tanto in tanto ospiterò la Raffaella, che qua non ha appoggio a Milano, dice sempre Imma, quindi è anche giusto che comunque la ospiti perché ho una casa grande. E Eleonora risponde, e beh, sta Maristelle ce l'hai scritto a Giorgio, dice lei, ce l'hai scritto a Giorgio? Imma, no, le ho detto, ha detto che ha già parlato con Aris e Aris gliel'ha detto a Iris, capito? Eleonora risponde, ma quanto? Le hai detto là? Poi la Aris ha visto la casa, avrà parlato con Maristelle, l'ha detto a Maristelle, ma questa, e vabbè, comunque ho già fatto molto, il preambolo, tra virgolette, con Nicole, poi io domani comunque vado a Milano, telefono all'amministratore, le dice Imma. Eleonora, no, però vedi, sempre per farti capire che la gente non deve, dice una parola, cacare. Imma, dove cacchiamo lui? Ma Eleonora, scusami, cioè ci vogliono fare fuori un'altra volta. No, vabbè, vogliono fare il cambio. No, non ti sto dando la colpa, è per farti capire come sono. Adesso arrivo al punto anche, ma giustamente, ma infatti, però te l'ho già detto, no, ma mi credi, lo sputtano proprio a Giorgio, ma mi sa, a me non me ne fotte proprio della casa, dice Eleonora. E Imma, no, ma quello lui che c'entra, non hai capito niente, una volta, e dice Imma, io comunque ho messo proprio i puntini sulle i con Nicole, ho detto no perché gli ho fatto l'esempio della casa che tra virgolette ho perso, che si è presa la Aris. Ci siamo, signora? Poi salto dei passaggi per alleggerire la lettura e vado a pagina 24 di 47, dove Imma dice, ma detto Nicole, non ti preoccupare, la casa è tua Imma, mi ha telefonato pure il tipo, gli sono arrivati i documenti, io già lo sapevo, perché mi ero accertata con lui di questo, la caparra tutto a posto, gli ho detto che le bollette devono arrivare sulla mia email, in modo tale che facciamo tutto insieme. Allora signora, prima le ho domandato delle case, lei ha detto che se ne era... Prego. Scusi, signor procuratore. No, innanzitutto a noi pare completamente inconferente col capo di imputazione, ma signor procuratore... Lasciamo almeno fare la domanda al signor procuratore, perché per opporsi bisognerebbe almeno consentirgli di porla la domanda. Sì, no, scusi Presidente, se lei mi lasciasse finire anche a me, perché questa era la premessa. Volevo chiedere, siccome il signor procuratore è sempre molto attento, che a questo punto continuasse la lettura, perché nella pagina successiva, 25 di 47, c'è una frase di Imma che credo sia utile, dove dice, capisci perché quella casa è mia, già sto facendo l'invent cose da comprare, non vorrei rimanere che ho comprato i mobili e me li rimangono sullo stomaco, comunque hai capito? Ecco, no. Siccome mi sembrava che la domanda volesse essere volta a domandare come mai da questa conversazione eccetera la casa potesse risultare anche, mi sembrava che questa frase fosse rilevante. Benissimo.
Allora, Tribunale, scusi, non ha capito la domanda perché prima la dovrebbe infatti te la porre sto il pubblico formulando. ministero. La domanda è, lei prima ha detto che di questa casa sostanzialmente si disinteressava perché era di pertinenza di sua sorella. Qual è quindi il senso di questo colloquio dove lei invece si mostra dalla lettura estremamente interessata al possesso della casa? Vabbè. Va bene, interessata. No, mia sorella mi raccontava della casa, vabbè, però forse pensava che ci andassi a vivere anche io con lei, ma io non ho mai, magari l'ho detto, sì, vengo, ma non è mai stata mia intenzione. Io amo Napoli, non è che mi piace Milano, non mi piace vivere a Milano. Non le piace vivere a Milano. Quindi E il ruolo che emerge, non dico chiaramente, che emerge della signora Nicole Minetti, le risultava nella gestione della casa a lei? Non ho capito, scusa. Il ruolo della Minetti le risultava a lei? Sì, si sentiva con mia sorella per organizzare la cosa della casa, però E chi è che ripeto, io dava non l'ho mai sentita la Nicole, nemmeno telefonicamente. E c'era qualcuno che dava disposizioni alla signora Minetti di occuparsi delle case, delle case in cui risiedevano, dovevano risiedere le ragazze di via Oggettina 65? Non lo so, non gliel'ho mai chiesto alla signora Minetti, ripeto, non ho rapporti con lei, quindi non gli ho mai chiesto se qualcuno le dava il permesso meno, anche perché, ripeto, non mi interessava più di tanto la cosa della casa. Ho capito. Senta, ma questa casa lei ha detto che sostanzialmente gliela metteva a disposizione l'onorevole Berlusconi, è corretto? Credo di sì, ma ripeto, deve domandare a per mia quale sorella. ragione? No, ma la lasci completare Prego. la Scusi, risposta, Presidente. perché Io credo di sì, ma La metteva a disposizione? La domanda? no, scusi, è lei che stava dicendo Sì, che crede che la mettesse a disposizione l'onorevole Berlusconi. Però poi non mi Completi sono mai la risposta, interessata più di prego. tanto perché a me non interessava la casa, non mi interessava abitare a Milano, quindi deve chiedere più a mia sorella che le può dare una risposta più precisa in tal senso. Avremmo voluto iniziare, la vostra sorella non c'era. Esatto, sì. Infatti. Quindi lei non lo sa per quale ragione, sostanzialmente, cioè non riesce per quale ha fatto la ragione? domanda, Sì, il ruolo della Minetti, si non riceveva conosco di preciso il suo ruolo in quanto non gliel'ho mai chiesto. non gliel'ha mai alla chiesto. signora Minetti. Ma lei in quella casa, signora, ci ha dormito, ci ha Sì, vissuto? sì, certo, no, vissuto no, però dormito quando qualche volta sono arrivata a Milano, sì. Beh, da mia sorella. È stata ospite della sorella. Esatto. Senta, Però lei non è casa mia. come? Non è casa mia, quindi sono ospite di mia sorella. È ospite di sua sorella. Senta, lei la signora Berardi Iris la conosce? Sì. Le risulta che anche Berardi disponga di una casa in via Oggettina? Se non sbaglio, sì. Sì. E sua sorella la conosce, la signora Sì, Berardi? sì. L'ha vista lei alle serate a casa dell'onorevole Sì. Berlusconi, la signora Berardi, Sì. l'aveva già detto prima? Sì, Lo stesso vale per la signora Barbara Guerra? sì. Ha una casa in via Oggettina anche lei? Se non sbaglio, sì. L'ha vista alle serate a casa dell'onorevole Sì. Berlusconi? Lo stesso vale anche per la signora Aris Risleida? Sì. Di Spinoza? Sì. Casa in via Oggettina, partecipazione alle Sì. serate dell'onorevole Berlusconi? Sì. Bene. Lei sa se di tutte queste case si interessava anche la signora Minetti sempre o le risulta solo un riferimento a quella di Non lo so che si sentiva con mia sorella per quanto riguarda la casa di mia sorella, non so se anche per le altre. Va bene, mi Non riservo lo so. di concludere. Prego la difesa per il controesame. Nessuna domanda, grazie. Col difensore. In coerenza con quanto abbiamo già sostenuto, se dovessimo fare il controesame sulle domande che sono state poste alla teste, saremmo in perfetta contraddizione perché dovremmo interrogare su questioni che riteniamo assolutamente estranee a questo processo, anche se il Tribunale, con una ripetuta convalida di un'ordinanza, le ha ritenute ammissibili perché conferenti. Grazie. Anche quella della volta scorsa. Questa è quella. Scriviamo su ogni foglio tutte le due udienze. Ok. Va bene. Va bene. Va bene. Non ci siamo incontrati. Va bene. Grazie, si può allontanare. Grazie, buongiorno.